L'ospedale ai Colli diventi polo per le attività specialistiche dei padovani. Questa è la richiesta fatta alla Regione Veneto dal gruppo Padova Bene Comune, che ha iniziato una raccolta firme. Dopo il passaggio dell'ospedale Sant'Antonio all'azienda ospedaliera, tanti cittadini padovani devono rivolgersi ad altri ospedali dell'USL in provincia o a strutture private per prestazioni ambulatoriali. Noi chiediamo che l'ospedale ai Colli diventi il punto di riferimento per la città di Padova proprio per questo, quindi potenziare tutte le specialistiche ambulatoriali, quindi gli ambulatori delle varie specialità, ma anche potenziare tutta la diagnostica di base. Pensiamo alle ecografie, elettrocardiogramma, ai Doppler e così via. Altro nodo, la viabilità da rivedere per collegare l'ospedale ai Colli in maniera più sicura alla città. Abbiamo una viabilità per arrivare all'ospedale ai Colli molto pericolosa per arrivarci e soprattutto non ci sono parcheggi, è un problema enorme per tanti utenti, è un problema enorme anche per i medici, gli infermieri, per tutti i sanitari che ci lavorano. Di fianco all'ospedale c'è il parcheggio di Busegana, basterebbe fare un collegamento anche innovativo con dei tappeti anche mobili da Busegana direttamente all'ospedale ai Colli e questo risolverebbe una parte dei problemi. L'altro problema dei parcheggi si potrebbe risolvere recuperando l'area che è ormai abbandonata della provincia, che è attaccata all'ospedale nella parte sud e che era prima utilizzata dall'ospedale ai Colli come parcheggio.